E noi negli anni, esattamente negli ultimi 10 anni, abbiamo puntato molto sulle nostre imprese e di quelle in particolare che producono prodotti caratteristici della nostra Sicilia. Faccio un esempio per tutti: il vino dell'Etna, il pistacchio di Bronte, il florovivaismo. Pochi sanno di questa realtà che c'è nel catanese. Abbiamo puntato all'artigianato sia di trasformazione dei prodotti agricoli, quindi dell'agroalimentare, e sia del manifatturiero. E ogni volta che siamo stati fuori, quando dico fuori parlo di piazze di una certa importanza, perché noi siamo stati all'artigianato in fiera di Milano, dove c'erano paesi dal Sud America, dal Canada, dall'Africa, dall'Europa. Le nostre imprese hanno riscontrato successo sia, ripeto, per le caratteristiche dei nostri prodotti, ma anche per la qualità del prodotto finito offerto dalle imprese catanesi. Noi ogni anno, quando realizziamo il nostro programma di interventi per le imprese, lo facciamo settorializzato, proprio quasi a creare una filiera.